Il Golfo di Orosei è considerato uno dei tratti più affascinanti della Sardegna. Ma Orosei non è semplicemente mare, è anche storia e cultura, a partire dal suo borgo, ricco in opere di architettura rurale e testimonianze dell'era nuragica. Orosei è un paese che conta poco più di 7.000 abitanti ed al suo interno conserva ancora le tracce del suo antico insediamento. Questo antico borgo è collocato nell'area delle famose zone blu, luoghi dove maggiormente si concentrano i centenari della Sardegna, che grazie ad una vita a misura d'uomo sviluppano i presupposti per la loro famosa longevità. Orosei fu fondato intorno al II secolo e si suppone sia nato da un precedente insediamento che si presume appartenesse alla tribù nuragica degli Esaronensi. Nel XII secolo divenne poi Urisè, la più importante sede della curia del giudicato di Gallura. Così iniziò un periodo florido con il riconoscimento come comune nel 1288. Significativo il contributo, a partire dal 1449, di Salvatore Guiso, nobile di Galtellì, a cui si devono gli interventi nel campo architettonico che consentirono di identificare il borgo come uno dei più importanti e interessanti del centro Sardegna. Inoltre, fece costruire diversi palazzi signorili che tuttora raccolgono l'interesse dei turisti e studiosi che, grazie alle guide turistiche locali, possono comprenderne la vita di un tempo. Per meglio scoprire la storia di questo suggestivo angolo di Sardegna, il Punto Sociale si rivolta a Veronica Chines, archeologa e rappresentante della Proloco di Orosei. Ok, allora ci troviamo nel cuore del centro storico di Orosei. Adesso faremo una passeggiata, vi accompagno a vedere un po' di vicoletti, di viuzze carine. Noi in questo momento ci troviamo in Piazza del Popolo, che è la piazza principale del paese. Adesso saliremo verso l'antico rione di Palazzo Svezos, cioè gli antichi palazzi vecchi, e andiamo a vedere Piazza Sasanimas, che prende il nome dall'omonima chiesa. E poi faremo una passeggiata lungo tutti i vicoletti. In Piazza delle Anime vedremo Zapriglionevezza, quindi l'antica prigione, e poi una passeggiata attraverso le viuzze del centro storico fino alla parte bassa, diciamo, dell'abitato del centro storico. Allora, un turista che cammina per il centro storico di Orosei non potrà assolutamente non notare che tutte queste viuzze sono disseminate di chiesette. Questo perché l'aspetto religioso e spirituale è stato sicuramente una costante nella vita diciamo culturale della comunità oroseina, e questo è testimoniato, direi, dal fatto che in passato esistevano nel paese ben 27 chiese, di cui oggi ne rimangono praticamente circa 13 che sono ancora aperte al culto. Molte di queste chiese si trovano proprio concentrate nel centro storico. Diciamo che soprattutto nel corso del XVII secolo, quindi del 600, Orosei ha visto proprio un fiorire dell'architettura religiosa e un fiorire di nuove chiese, anche se esistono delle chiese che hanno un impianto ovviamente precedente, più antico, però diciamo che un boom, se così lo vogliamo definire, dell'architettura religiosa c'è stata proprio nel 600, per volontà anche delle famiglie nobiliari del posto, che commissionavano i lavori nelle chiese e ottenevano in cambio quello che in latino si chiama lo ius seppelliendi, cioè il diritto di sepoltura. Allora,
ci troviamo adesso nell'antico rione di Palazzo Svezos, che è uno dei rioni storici di Orosei. Il nome Palazzo Svezos significa appunto i palazzi antichi, i palazzi vecchi, e il nome deriva dal fatto che proprio in questo quartiere, a partire dal 1500, nascono tutta una serie di palazzetti nobiliari che ovviamente spiccavano notevolmente come architetture sulle piccole casupole circostanti, che erano molto più povere. Generalmente questi palazzotti si sviluppavano per più piani, anche 2 o 3 piani, erano caratterizzati da ampie stanze con dei soffitti a volta, molto spesso stuccati e affrescati, e poi molti di queste dimore, diciamo, nobili avevano la caratteristica di avere 2 ingressi, in genere uno con generalmente portali barocchi, insomma, che immettevano in quella che era la casa padronale vera e propria, e poi un secondo portale di accesso che immetteva in un secondo cortile, talvolta porticato, dove in genere stavano le stalle, i magazzini, insomma tutti gli ambienti funzionali alla casa. Come dicevamo, praticamente a partire dal 500 nascono tutti questi palazzetti ad opera delle famiglie nobili che si erano trasferite ad Orosei per seguire il barone Guiso, Don Salvatore Guiso, che nel 1449 decide di trasferirsi da Galtellì ad Orosei e si porta dietro praticamente tutte le famiglie nobili della baronia. Ad opera di Don Salvatore Guiso nella seconda metà del 400 nasce anche quello che è stato il primo carcere, la prima prigione di Orosei, che è quella che vediamo alle nostre spalle, che si chiama proprio Zaprigione Vezza in dialetto, quindi la prigione vecchia, appellativo popolare che denota quella che è stata la principale appunto destinazione d'uso di questo edificio, cioè quella di carcere, per almeno 4 secoli, dalla seconda metà del 400 più o meno alla prima metà del 1800. In realtà però in origine l'edificio non nasce come carcere, ma è un edificio molto più antico. Si tratta infatti di un piccolo castelletto, se così lo vogliamo chiamare un po' impropriamente, di epoca giudicale. Orosei faceva parte nel Medioevo del Giudicato di Gallura, e questo piccolo castelletto fortificato, perché nonostante oggi appaia come questa sorta di alta torre maschio di 15 metri, in origine dovete immaginare che sia la torre che le mura di fortificazione erano merlate, cioè avevano i merli guelfi, i merli a coronamento piano, che contraddistinguono proprio tutte le architetture e i castelli medievali. Si trattava appunto di un palazzetto sede di un'istituzione pubblica, e cioè la sede del curadore, quindi questa era la sede della Curia Regni di epoca giudicale, del Giudicato di Gallura e del curadore della zona. Allora, passeggiando tra le viuzze del centro si può notare, per chi è un po' attento, che talvolta su alcune vecchie case sono scolpiti sulle mura, diciamo, sulle pareti, delle frasi, sono incise magari o scolpite delle croci, delle losanghe, o a volte addirittura delle teste. In questo caso, per esempio, sopra il timpano di quella finestra c'è una sorta di monito in latino, fugge peccato, cioè rifugi dal peccato. Tutti questi elementi, diciamo, non sono altro che degli elementi apotropaici, cioè erano degli espedienti, degli elementi che venivano scolpiti sulle case per allontanare il male, cioè per tenere lontani gli influssi maligni da quella casa, una cosa che abbiamo ereditato un po' dal mondo romano, dal mondo greco prima ancora, e quindi qua e là, a volte anche camminando qui ad Orosei, vedete che su una casa c'è scolpita una testa, una croce, sono appunto degli elementi che servivano a tenere lontani gli influssi maligni dalle case. Questa è Casa Guiso, una delle case padronali più belle di Orosei, come ti dicevo prima. Siamo davanti a quello che è il secondo cortile, non il cortile principale dell'abitazione, ma quello secondario, se così lo possiamo definire, nonostante sia splendido, che è conosciuto dai più come Sucunventu, che vuol dire appunto il convento, proprio perché nella forma, se ci fate caso, ricorda un po' il chiostro di un convento con queste arcate, e noi da qui non le possiamo vedere, però sotto quelle arcate ci sono delle piccole stanzette quasi monocellulari che ricordano quelle dei conventi.
In realtà sono delle stanze che venivano usate come magazzini in passato, quindi generalmente si usavano per lo stoccaggio dell'olio, del grano e di tutte le cose che servivano per il sostentamento della casa e della famiglia. E spesso e volentieri poi in questi cortili trovavano spazio anche le stalle per gli animali, perché generalmente chi poteva permetterselo possedeva magari un carro con i buoi per lavorare i campi, e quindi ci rientravano anche, diciamo, al rientro dal lavoro dei campi, tornavano i carri con i buoi, per cui trovavano spazio le stalle, c'era il posto per far stare il carro. Spesso e volentieri infatti si trovano anche gli anelloni, diciamo, in ferro dove legavano poi i buoi. La campanella, probabilmente vedete c'è quel campaniletto a vela che ricorda anche lì il campanile di un convento. Probabilmente era funzionale in realtà per chiamare a raccolta gli inservienti quando dovevano dare le comunicazioni di servizio, diciamo così, e magari impartire gli ordini della giornata. Angoli di Sardegna che il visitatore difficilmente dimenticherà. Distratto dalle bellezze naturali e da un panorama costiero mozzafiato, visitando la città potrà tuffarsi nella sua storia, nel suo passato, nelle bellezze architettoniche che vi abbiamo mostrato e che compongono un mosaico importante, dove l'antico e il contemporaneo si fondono in un tutt'uno. Sorprende scoprire che l'isola del mare abbia tante potenzialità per farsi apprezzare e conoscere dal turista, ed è importante che anche il popolo sardo prenda coscienza di questi valori e li faccia suoi. Vivere i luoghi del passato è fondamentale per avere la coscienza di un'identità difficilmente eguagliabile.